Tutti a scuola di rugby, ben 1000 giovani studenti degli istituti primari del comprensorio portoguarese hanno partecipato in un clima di generale entusiasmo alla giornata finale del progetto scolastico organizzato dal Rugby Portogruaro. La manifestazione ha avuto luogo sul rettangolo di gioco dello stadio Mecchi e ha ritornato ad ospitare lo sport della palla ovale. Nell'arco dell'anno scolastico appena concluso, il sodalizio bianco-verde è stato presente con i suoi istruttori per oltre 600 ore di lezione nelle varie sedi del territorio, allo scopo ovviamente di far conoscere agli studenti le regole ed i valori di questo nobile sport che in Riva Lemene conta oltre 150 ragazzini. Tutti i potenziali mini rugbisti hanno potuto misurarsi direttamente con la palla ovale in una serie di partitelle. Alla fine un riconoscimento per tutti, sperando di aver fatto breccia nel cuore dei piccoli sportivi. L'evento in questione ha ufficialmente aperto la festa del rugby, una 3 giorni di tornei e attività collaterali organizzata per chiudere l'annata sportiva 2015-2016. Questa è la terza festa del rugby, facciamo la terza volta che giochiamo. Ogni anno a conclusione dell'attività fatta nelle scuole, e ricordo il primo anno solo nelle scuole di Portogruaro, poi man mano ci siamo diretti anche alle scuole del mandamento di Portogruaro, tanto che qui arrivano da Concordia, da Pramaggiore, da None, eccetera. Ecco, questa è la conclusione di un'attività svolta durante l'anno con questa festa che noi cerchiamo di fare svolgere con i ragazzi perché pratichino sempre un'attività sportiva e non c'è niente di più bello che stare in mezzo a un prato e correre. Se poi ci sono anche i compagni non c'è niente di meglio. Questa è un'attività che socializza, fa incontrare anche plessi scolastici molto lontani fra di loro, possono permettere alle maestre un confronto fra di loro, ma anche un confronto fra altri ragazzi. Credo che non ci sia poche altre cose meglio di queste.